Ecco, oggi questo interessante convegno con quali finalità, dottore? Allora, la professione medica e particolarmente la professione odontoiatrica è cambiata nel tempo e sono cambiate anche le regole della nostra professione. E quindi oggi si parlerà più che altro di aspetti, diciamo, sindacali e diciamo, di prevenzione di previdenza e di assicurazione sulla nostra professione. E quindi questo è un aspetto che in un certo periodo non era stato assolutamente preso in considerazione dalla nostra classe medica, ma oggi, visto le normative, visto l'evoluzione delle professioni sanitarie, è assolutamente indispensabile avere una preparazione in merito anche all'aspetto dell'assicurativo e anche dell'aspetto pensionistico questo. Quindi questa è una giornata che per la nostra professione è importante per dare anche una preparazione e una conoscenza più adatta alla situazione normativa di questo periodo. Ecco, parliamo di questa iniziativa con le finalità di questo convegno. Sì, è un'iniziativa assolutamente diversa rispetto alle solite, perché non entra nel merito di questioni cliniche, ma entra nel merito di questioni gestionali, amministrative e fiscali, e che soprattutto hanno quella utilità per garantire ai colleghi i percorsi di attuare della previdenza. E questa cosa, al di là che può sembrare una cosa rivolta a coloro che si apprestano ad andare in pensione, mentre invece deve coinvolgere i giovani, perché dai giovani si parte per realizzare il proprio monte, diciamo, che poi consentirà una tranquillità nel momento della pensione.